3. Mose, il Ministero delle Infrastrutture ha deciso che sarà nominato un commissario straordinario per avviare l'opera, prevista una tassa di scopo. Zaia, nessuno pensi a toccare le tasche dei veneti. Nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sul tema dell'autonomia della regione, ad accendere le polemiche il post di un deputato dei 5 Stelle. Salvini affoga, apriamo i porti, la scritta comparsa su muro a Venezia viene denunciata in una nota da Alex Bazzaro, deputato leghista veneziano. Nuovi retroscena sull'omicidio di Isabella Noventa, dal carcere Freddi scrive una lettera in cui sostiene che la donna sia viva e nascosta da qualche parte. Al via lo smaltimento dei rifiuti all'ex Nuova Esa di Marcona, un segnale forte dichiara l'assessore regionale Marcato anche per le infiltrazioni mafiose. Traffico di rifiuti elettronici verso l'Africa, scoperto dai carabinieri del nucleo ecologico, 3 gli indagati. Anche a Venezia fervono i preparativi per la donata nazionale degli alpini che la nostra emittente domenica seguirà in diretta a partire dalle ore 9. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli, la storia infinita del Mose. In apertura sarà nominato un commissario straordinario per collaudare e avviare l'opera, l'ha deciso il Ministero delle Infrastrutture. Nel decreto sblocca cantieri puntiamo a venire in soccorso della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna. Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture in una nota, precisando che in Parlamento è stato presentato un emendamento articolato che prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda le fasi di completamento, collaudo e avviamento del Mose. Il commissario assume le funzioni di stazione appaltante e opererà in raccordo con la struttura del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Veneto, Trentino e Friuli. L'organismo subentrato dopo l'abolizione del magistrato alle acque. La dotazione finanziaria per la struttura commissariale verrà anche attraverso l'introduzione di un'apposita imposta di scopo. Il testo dell'emendamento prevede che la nomina del commissario avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del MIT ed intesa con gli enti interessati. È prevista anche la costituzione di un'apposita struttura pubblica con partecipazione e capitale sociale di MEF, MIT, MIBAC, Regione, Città Metropolitana Comune e Autorità Portuale di Venezia, che dovrà coordinare l'esecuzione e l'affidamento delle attività di gestione e manutenzione del sistema. Ci saranno novità anche per la salvaguardia della laguna. L'emendamento prevede lo sblocco di 265 milioni di euro fino al 2024 per le opere di salvaguardia della laguna. In particolare 25 milioni riguardano il 2018, mentre 40 si prevedono per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il costo per la gestione e la manutenzione del Mose è stimato in circa 100 milioni di euro l'anno. L'esigenza di sbloccare i cantieri dell'opera giunti al 94% e per cui sono già stati spesi oltre 6 miliardi di risorse pubbliche non è più rinviabile, scrive il deputato PD Pellicani. Un altro commissario arriverà mai? Non è pensabile, continua a sperare di governare Venezia a colpi di decreti. A stretto giro di posta la nota del governatore Zaia che boccia senza appello la decisione. Non sono d'accordo su una riga di quell'emendamento, mi adopererò perché non venga approvato, scrive. Il Mose è un'opera nazionale, se ne deve occupare il governo. Lo dissi in tempi non sospetti che non avrei accettato da nessun governo di nessun colore di dover tirare fuori soldi per un'opera che più nazionale di così non si può. Dissi anche, e qualcuno rise, che sarebbero serviti 100 milioni l'anno per la sola manutenzione. Ecco, il nodo è venuto al pettine, ma nessuno pensi che a scioglierlo siano le tasche del Veneto e dei veneti. E conclude, si vogliono scaricare i costi su una regione tax free che non applica nessuna addizionale regionale ai suoi cittadini, lasciando nelle loro tasche 1 miliardo e 170 milioni l'anno, e addirittura ci si vorrebbe designare come esattori di una tassa. Non se ne parla nemmeno. Se lo Stato esiste, gestisca in proprio la questione nazionale del Mose. Punto. Nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sul tema dell'autonomia della regione, questa volta ad accendere la polemica è il post di un deputato dei 5 Stelle.
C'è troppa corruzione nelle regioni, è necessario sospendere le autonomie. Difficile immaginare un'uscita che su questo tema potesse aumentare la tensione nel governo più di quella postata su Facebook dal deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Nato a Prato ma residente a Torre del Greco, Gallo è anche presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Le inchieste che hanno riguardato diverse regioni italiane, ha scritto, rappresentano un monito grande come un grattacielo a chi vuole consegnare più autonomia alle regioni, più soldi e più poteri verso chi, lo dicono tutte le inchieste, è più vulnerabile alle pressioni di affaristi, di mafie e di criminalità. In un momento cruciale nell'iter di approvazione dell'autonomia del Veneto, il posto di Gallo è rimbalzato da Roma a Venezia, scatenando le reazioni dei consiglieri regionali. Durissimo il capogruppo della Lega, Nicola Finco. A mio parere che il Movimento 5 Stelle rappresenta un vero e proprio movimento di parassiti, di persone che vogliono mantenere il potere a livello centrale, vogliono mantenere determinati sistemi tipo quello di Roma Capitale che fa acqua da tutte le parti e vogliono bloccare chi invece ha in mente lo sviluppo del territorio e la crescita come noi qui in Veneto ma anche in altre regioni del nord Italia. Non si scompone il pentastellato Jacopo Berti, Gallo parla a titolo personale. Esprime una sua opinione personale che personalmente non condivido assolutamente per il semplice motivo che quando milioni di veneti si esprimono la democrazia diretta è uno dei nostri pilastri, chiede che venga fatto quello che i cittadini hanno chiesto. La vera questione, aggiunge Berti, non è la questione autonomia, ma quella che una volta si chiamava questione morale. Se vogliamo dire che lo strumento dell'autonomia rende tutti onesti, vuol dire che allora in Sicilia sono i più onesti del mondo, visto che hanno l'autonomia più spinta. Il tema invece è un tema di rispetto delle regole e di legalità, fortissimo bisogno ne abbiamo anche qui in Veneto dopo i casi del Mose e del crack delle banche venete. Chi osserva da fuori il dibattito tra Lega e 5 Stelle, come il Partito Democratico, non ha dubbi riguardo a questo dibattito. Il Trentino ha l'autonomia da 40 anni e non c'è nessun legame con la corruzione. Ci sono regioni del sud che non ce l'hanno, l'autonomia, e c'è la corruzione. Non c'è nessun legame tra autonomia regionale e corruzione. Ci sono tante chiacchiere per non andare a un confronto vero su quella che è l'architettura dello Stato e su quelle che possono essere le competenze che vengono gestite dalle singole regioni. Salvini affoga, apriamo i porti, la scritta comparsa su un muro ieri a Venezia viene denunciata oggi in una nota da Alex Bazzaro, deputato veneziano della Lega. Le scritte sono state scritte nelle vicinanze di San Niccolò Santa Marta. La Lega veneziana non solo condanna nuovamente attacchi di questo genere, commenta Bazzaro, ma si stringe attorno al vicepresidente e leader Matteo Salvini, preso ancora de mira da chi ignora completamente il senso della democrazia e della sana dialettica politica. Il nostro movimento ovviamente non arretra di 1 millimetro, ma la misura è colma. È arrivato il momento di mettere la parola fine a questi attacchi intimidatori che inneggiano alla violenza e all'odio più becero. Ed ora invece parliamo dei nuovi retroscena sull'omicidio di Isabella Noventa dal carcere. Freddi scrive una lettera dove dice che la donna è viva e nascosta da qualche parte. Per lui intanto nuova indagine per furti sul gasolio. Dalla sua cella del carcere Due Palazzi, dove è rinchiuso dal febbraio del 2016, Freddi Sorgato ha scritto una lettera al quotidiano Il Gazzettino, dove si professa innocente e vittima della giustizia. 2 pagine in cui dice che Isabella Noventa non è stata uccisa nella sua villa e che la donna è sparita per sua volontà a causa dei tanti debiti contratti dalla sua famiglia. Lui dice questo, afferma questo, non avevamo grossi problemi neanche prima e non è scappata mia sorella è stata uccisa, l'ha ammesso e adesso sta ritrattando quello che ha ammesso in precedenza. È folle. Dunque per Freddi Isabella è ancora viva, nascosta da qualche parte, e la confessione della tabaccaia, ex complice Manuela Cacco, che lo accusa insieme alla sorella Deborah dell'omicidio, non sono attendibili, visto che in passato la donna era stata denunciata per stalking e simulazione di reato. Il ballerino camionista inoltre si dissocia dalle 2 pistole e dai 124.000 euro trovati nella casa dell'ex carabiniere, compagno della sorella Deborah. Nella lettera non emerge nessun pentimento, anzi si professa vittima della giustizia. Insomma, per la famiglia della segretaria di Albignasego ancora un duro colpo da digerire e le speranze di poter ritrovare il corpo della loro cara si affievoliscono sempre di più. Mi sembra stia rasentando la follia ormai. Questa lettera non giova né a lui e tantomeno a noi, specialmente a una mamma che aspetta risposte ben diverse. E
secondo me se avesse mandato una lettera con le scuse, con la verità, avrebbe fatto del bene a noi e avrebbe fatto del bene anche a se stesso, perché penso che un giudice di sorveglianza possa tenere in considerazione un sincero pentimento. Mia madre sta soffrendo e queste cose qua sono delle pugnalate ulteriori che sta dando. Nel frattempo, mentre in carcere sta scontando la condanna a 30 anni per l'omicidio e l'occultamento di cadaveri di Isabella Noventa, emergono nuove accuse per Freddy Sorgato. Il camionista ballerino è nuovamente indagato. Secondo un'informativa del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova, avrebbe rubato gasolio ai suoi clienti abituali per poi rivenderlo in nero. Tarava in modo impreciso il macchinario per sversare il gasolio, riuscendo così a sottrarne una parte che rivendeva poi a clienti fidati, un sistema che durava da decenni. In questo modo Sorgato riuscì a comprarsi la villetta di Noventa padovana, costata 230.000 euro e pagata in tranche da 25 a 30.000 euro al mese, in tagli da 50 a 10 euro. Al via lo smaltimento dei rifiuti all'ex nuova ESA di Marcon, un segnale forte, dichiara l'assessore regionale Marcato, anche per le infiltrazioni mafiose. Via i lavori di smaltimento e rimozione dei rifiuti nell'area ex nuova ESA di Marcon. Un intervento messo in risalto dalla presenza dell'assessore regionale all'energia, il sindaco di Marcon e l'assessore alle politiche ambientali di Mogliano Veneto. Con questa operazione noi togliamo da questo territorio meraviglioso 3.500 tonnellate di porcheria che porteremo nella discarica tattica di Sant'Urbano, e questo grazie alla collaborazione sinergica della Regione, con il NOE, che ringrazio e non smetterò mai di ringraziare, con Veneto Acque, con l'ARPA, con la città metropolitana, con i 2 comuni, con i vigili del fuoco, insomma i dirigenti e i funzionari della Regione. Questi sono risultati che raggiunge non solo perché hai le risorse, ma perché tutti ci credono. Un investimento da parte della Regione di 3.200.000 euro, un investimento sentito, una richiesta molto forte da parte della cittadinanza di rivedere un sito di questo tipo bonificato finalmente. Le tempistiche anche ci danno grosse garanzie su quello che potrà essere l'iter di completa bonifica di tutta l'area, un'area molto vasta tra l'altro e dimenticata per tanti anni. Queste plastiche che vediamo alle mie spalle insistono nel territorio del comune di Mogliano Veneto e spero che un giorno al posto di queste plastiche vi possa essere un centro di ristoro. Un intervento che arriva in un momento particolare che serve per dare un chiaro segnale. È un bel segnale anche di civiltà, visto tutto quello che sta succedendo, le infiltrazioni mafiose nei siti ambientali, insomma è bene tenere sempre alta la guardia. Che esista la mafia lo sappiamo, che la mafia vada dove ci sono i soldi lo sappiamo, che siano dei veneti a collaborare con i criminali mafiosi per fare soldi, questo mi fa rabbrividire e per quanto mi riguarda se la pena è 100, per un veneto mafioso deve essere 1000. Traffico di rifiuti elettronici verso l'Africa, scoperto dai carabinieri del nucleo ecologico 3 le persone indagate, maxi sequestro di pannelli fotovoltaici nel Padovano. I carabinieri del nucleo ecologico di Genova hanno sequestrato un magazzino in provincia di Padova, oltre a 1000 pannelli fotovoltaici, apparecchiature elettriche e batterie. Le indagini erano partite dopo una serie di controlli eseguiti nel porto di Genova sulle spedizioni all'estero di rifiuti elettronici. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di 3 persone, una del Marocco e 2 del Burkina Faso, per traffico illecito di rifiuti. I 3 infatti avevano organizzato almeno 2 spedizioni per il Burkina Faso e il Togo di circa 950 pannelli fotovoltaici usati, senza rispettare le norme in materia, in particolare senza allegare la documentazione sulla funzionalità dei pannelli e senza imballarli adeguatamente contro i danni durante il trasporto. È stato inoltre accertato che nel capannone c'erano molti altri pannelli fotovoltaici, alcuni dei quali danneggiati. Ed ora ci fermiamo qualche istante, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo ora alla politica, non è più il momento di dare la colpa ai governi precedenti, così Saccone, candidato per Europa Verde alle elezioni del 26 maggio, ci vuole un'inversione ecologica dell'economia.
il governo appunto sta lavorando da quasi appunto un anno, quindi credo che sia il momento di non dare più la colpa ai governi precedenti, ma guardare un attimino anche agli effetti, ai primissimi effetti che stanno avendo appunto le riforme di questo governo. A mio avviso per l'Europa si dovrebbe puntare a investimenti diversi, investimenti in un'economia più green, investimenti in un'occupazione di un certo tipo di qualità, perché noi sappiamo che una conversione ecologica dell'economia può veramente portare moltissimi posti di lavoro, non lo diciamo solo noi Verdi, lo dicono esperti appunto del settore, quindi secondo me non si stanno facendo i dovuti passi sia a livello di governo sia a livello di campagna elettorale. E continuiamo a parlare di elezioni europee. Il Movimento 5 Stelle si presenta con il fisico veneziano Anthony Candiello. Voglio occuparmi delle specificità di Venezia. Venezia spesso è, come dire, scoperta, nel senso che poi i territori si muovono magari con più intensità a spingere i loro rappresentanti, sono piccole comunità. Venezia ogni tanto è un po' disattenta. Io dico attenzione, perché Venezia ha di quelle tematiche così complesse, così articolate, così importanti, che ha bisogno dei suoi rappresentanti nelle istituzioni a tutti i livelli, in particolare a livello di istituzione europea. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con il veneziano Anthony Candiello, fisico e ricercatore nell'ambito delle alte energie, gravità e teorie di grande unificazione nei contesti internazionali. La candidatura più importante a livello provinciale, evidenziano i 5 Stelle, e che una volta in Europa potrà occuparsi della specificità di Venezia, conoscendola a fondo. Una complessità di una città storica da preservare, con un impatto turistico notevolissimo da gestire. Abbiamo la questione di Porto Marghera, quindi un'eredità molto difficile. Abbiamo fatto 100 anni, un paio di anni fa, di eredità industriale che ci rimane come aree inquinate. Abbiamo 2000 ettari inquinati, li dobbiamo gestire, non sono ancora messi in sicurezza. Abbiamo bisogno di collegarci all'Europa anche per aprire le opportunità, perché questa può essere un'area guida, può essere la guida per la trasformazione di un modello verso una sostenibilità. Ed ancora elezioni europee, presente alla competizione elettorale del 26 maggio, anche il Partito Pirata in lista, il fondatore della community online TNT Village, Luigi Di Liberto. Libero alla conoscenza, lotta alle fake news, maggior sicurezza dei dati che circolano su internet, più trasparenza negli enti pubblici amministrativi a tutti i livelli. Su questi ma anche altri principi si basa la filosofia politica del Partito Pirata, realtà nata nel 2006 su ispirazione del partito svedese, candidata alle elezioni europee. E uno dei nomi in lista nella circoscrizione nord-est, Luigi Di Liberto, fondatore della community online TNT Village, spazio virtuale al centro di una storia controversa tra il fondatore e il mondo dell'editoria, si presenta ai microfoni dell'agenzia Vista, parlando proprio del suo caso, uno dei motivi che lo ha spinto a far valere gli ideali dello scambio etico sul web. Io sono un radicale di carriere di Ventura, il partito Ridate appoggia questa battaglia in cui sono accusato per alcuni articoli in cui rischio anche 4 anni di carcere, però lo scambio etico continua l'attività perché TNT continua a essere sia il Baggio o altro dominio. Vedremo cosa diranno i giganti che vuole fare questo processo e vedremo per il giudice che decide. Di Liberto parla anche dell'ipotesi di vedere un loro esponente all'Europarlamento. Se ci saranno alcuni eletti a Belgio, ci sarà un nucleo per fare uno Stato unito d'Europa.
sarà un'obbedria, sarà un sogno, però ci proviamo. Anche a Venezia fervono i preparativi per l'adunata nazionale degli alpini. Domani mattina cominciano già a partire i primi nostri alpini da San Donà e anche da Spinea, quindi ci prendiamo per tempo. È cominciata la mobilitazione degli alpini veneziani verso la Dunata Nazionale di Milano. Le Penne Nere di Venezia saranno ospitate da una parrocchia assieme agli alpini delle Marche, con i quali è stata stretta una solida amicizia a seguito del terremoto di 2 anni fa. Che cosa significa per un alpino partecipare alla Dunata? Un appuntamento che ogni anno si ripete. Quest'anno c'è qualcosa in più che è dato dal centenario della fondazione della nostra associazione, per cui le cerimonie saranno più ricche di qualche significato, però è sempre la stessa voglia di trovarsi e di far vedere che ci siamo. La ricorrenza del centenario è occasione per Venezia di esprimere con orgoglio il proprio status di città alpina. Quest'anno compie il centenario l'Associazione Nazionale Alpini, nazionale. L'anno prossimo, in ottobre, compie il centenale anche la sezione di Venezia, quindi non siamo tra le più giovani, siamo forse tra le più vecchie. Spesso durante lo sfilamento i vari gruppi alpini portano uno striscione con qualche messaggio da voler comunicare alla gente. Nel vostro caso ce n'è uno? Sì, 100 anni e non sentirli. Coraggio insieme come sempre. Meno 2 giorni quindi dall'adunata nazionale degli alpini a Milano e come sempre Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante della 3 giorni di festa, lo sfilamento delle Penne Nere dalle 9 di domenica 12 maggio, l'appuntamento quindi da non perdere sulla nostra emittente per tutta la giornata. Siamo arrivati quasi al termine, prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 parliamo di elezioni europee con Sergio Berlato, Fratelli d'Italia, Conservatori Riformisti e Federico Pizzarotti, più Europa, Italia in Comune. E questa è la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia. Nella giornata di giovedì 9 maggio il tempo risulterà dunque in lento miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo ancora qualche pioggia sparsa ma piuttosto frequente un po' dappertutto. Col passare delle ore sarà via via più asciutto e anche con qualche schiarita più soleggiata. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, ma entro la serata migliorerà con fenomeni in cessazione ovunque. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco al mattino, poi dal pomeriggio sarà via via più asciutto e anche soleggiato, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.